Dopo di questi fas, e di doci questi spiei di fedeltà, è capitata l'invasione di Sennacherib, re di Assirie. Plombati in Giude, si campadongia de cittàs rinforzades, e all'ordinà di viergi qualche slambrites muris. Ezechie, al viodè che Sennacherib veniva sempre più indenant, e calleve vers Gerusalem, col fin di sidiale. Qui si graduas e qui si joms plui di valor, al chiappa la decisione di stropare i risultivis che erin fur de citat, che iderin une man. Si dedonge une folugne deint per stropare i risultivis e il riul che versava il cur del país, e a diserin. Perché movaresno di vigni i res de Assirie a chiattà tante aghe che vuelin? Ezechie si mette a lavorare. Al tornava su tutte le parti des muris che erin sdrumadis, al tira su toratis, al faseo ne seconde mure, al rinforzare il miro de città di David e al prontare un slac di armis e di scus. Al mette generai a comandare int, io clamadonge di sé, te place de parte de città, e fevela così al lor cur. Viodeit di essi fuarse plens di spirit, non stai a vepore a buttasio denanda re de Assirie, e denan di tutte la troppa che da ursè, perché con no ande un più potente di quel che è con lui. Con lui alle un braccio di chiar, con no alle il Signor nostro Dio, per darnos una man e per combattere le nostre battaglie. Il popolo si sentì rincorato des paraules di Ezechie, re di Giude. Allora Sennacherib, re di Assirie, al mandai siei servitori a Gerusalemme, biel che lui, con tutti i suoi sforzi, gli dava la gaffe all'Achis, per di a Ezechie e a tutti di Giude che erano a Gerusalemme. Sennacherib, re di Assirie, al discussè. In ce mettese la vostra fiducia, si dias come così in Gerusalemme. Ezechie, non stai al forse indianant, per faus morire di fame e di sete, quando al dis. Il Signor nostro Dio nos libererà des griffis del re di Assirie. Noi al sempre che l'Ezechie che la fa sparè, duci sei luxals e i sei altars, desenta Giude a Gerusalemme. Si ingenoglereis danant di un solo altar, e dome per giorno di quello potereis offrire l'incenso. Poi non sapevo ciò che infatti io e i miei vons a tutti i popoli di tutti gli stiaris. I dios dei popoli di che stiaris hanno forse potuto liberare gli loro tiaris da me man. Qual di tutti i dios dei popoli di che stiaris che i miei vons e hanno avodato al svenindriment, hai arrivato a liberare il suo popolo da mecciate? Rivarai alle vostre Dio a liberaus da me griffe. Che non vegni fur, come Ezechie, con questi imbrois e con queste illusioni. Non stai t'accrodi, perché nessun Dio, di nessun popolo ream, non l'ha arrivato a liberare il suo popolo da me man e des mans dei miei vons. Neanche i vostri Dios non us libereranno da me griffe. I suoi servitori a diserin antimoro battes quintri dal Signor Dio e quintri di Ezechie sofamei. Sennacherib aveva anche scrittis letteris, la caltirava a simenti il Signor, Dio di Israele, e che los lengonava così. Come che i dios dai popoli di Chestiaris non hanno arrivato a liberare i loro popoli da me man, così Dio, il Dio di Ezechie, non arriverà a liberare da me man il suo popolo. I messi berlarin a plene cane per ebrai al popolo di Gerusalemme, cagliere sulle muris, per spaventarlo e per scaturilu, con l'intendi per la loro città. A fevelarin dal Dio di Gerusalemme, come di un dei dios di chi altri popoli detiare, robe fatte des mans dall'uomo. Allora il re Ezechie e il profeta Isaie, figlio di Amoz, apriarin per quest fin e a berlarin verso il ciel. Il Signor al maldà un agnul, cal fisca 12 guerriers di valor, ogni sorrestante e ogni graduat, dal campamento del re di Assiria. Quel, al tornate sutiere, chiamar di vergogna, agli entrati al tempio del suo Dio, la che un po' dei suoi figli, Iesos de sos viseris, lo coparin con la spada. Così il Signore liberà Ezechie e lei di Gerusalemme, de griffe di Sennacherib, re di Assiria, e decciate di 12 altris, e orde pasta ai confins. Allora, una l'ora di loro portarono offerte al Signore di Gerusalemme, e roba di valore a Ezechie, re di Giuda,
che dopo di questi robononis si faceva un gran non danandi duci popui. In quel frattempo Ezechie si immalò di una malattia mortale. Apre al Signor, che lo ascoltà e al fase un spiele per lui. Ma la grazia di Ezechie non fu così grande come che gli era stato il ben voluto, perché il soccorso gli era diventato superbioso. Perché la fumata del Signore si inviò contro di lui, contro di Giuda e contro di Gerusalemme. Ma Ezechie si pentì con umiltà e superbia dal soccorso, lui e tutta la di Gerusalemme, e così la rabbia del Signore non si dischiadenà per sore di loro, finché Ezechie al fu in Chismont. Ezechie al fu chiamato di ricecis e di glorie. Si faceva de poesis palarint, palaur, per spieris preciosis, per bonodors, per scus e per tutte le robes di valor, magazzins per prodotti dal forment, dal most e dal vueli, stalis per ogni sorte di bestiam, sierais per spioris. Al fase societas, al fo paron di un disordine di bestiam, minute grand, perché che Dio i aveva dat grandi beneficis. Ezechie al si era la boccia ad alte sagis dal Gicon, fasin gli scori in basta città di David, a Sorelia Mont. Ezechie al fu fortunat in duce calfasè. Ma quanti sono stanchi di Babilonia di mandare in mes per sancirasi su spieli che gli era succeduto in tetiare, Dio lo abbandonà, per metterlo alle sprovis e per scrutinare a fonte il soccorso. Tutti gli altri splendori di Ezechie e le sue opere di religione sono scritti queste visioni dal profeta Isaie, figlio di Amoz, e dal libri dei re di Giuda e di Israele. Ezechie si indromedì via coi sei vons e lo sotterrare in te subite dai tombai dai figli di David. Quando al morì, gli fase onor tut Giuda e tutte le di Gerusalemme. Dal soppuesto al diventare Sofì Manasse.